l'allenatore Lorenzo Manucci, terzo allenatore Marco Schiavo. Esperienza del team Pavia Udine, numero 2 Maria Martucci, numero 3 Margherita Nannini, numero 4 Giulia Latti, numero 5 Jenny Pop, numero 6 Letizia Confessini, numero 7 Elisa Pesco, numero 8 Elisa Otto, numero 11 Rachele Valentini, numero 9
è qui. Allora innanzitutto un ringraziamento a tutto lo staff della cucina che ci ha un applauso spontaneo per favore, a tutto lo staff del bar e anche allo staff organizzativo. Invito il Presidente per il quarto posto che prenderà la
E ora passiamo alla Rotto Braccio di Volley, con numero 1 Caterina Violi, con numero 2 Jessica Duval, con numero 3 Giulia Moretti, con numero 5 Anna Craniocchi, con numero 8 Emma Gardella che mi saluto da parte, con numero 10 Elena Tirobon, con numero 11 Federica Braga, con numero 12 Elena Landini, con numero 13 Carlotta Petristello, con numero 14 Alice Bellini, con numero 15 Alda Cazza, con numero 17 Antonio Paoli, con numero 18 Elena Cazza, allenatore Luca Palattini. Adesso la nostra capitana Jessica Duval consegna la maglietta contro la diretta delle donne, quindi ricordare questo dedicato argomento sempre purtroppo attuale. Ed ora la parola al capo.
704, il numero 5 746, premio numero 4 424, terzo premio 704, secondo premio 772 e il primo premio 442. Comunque vi trovate esposti anche vicino a qua. Tra pochi istanti la premiazione. Mettiamo le squadre vicino al tavolino della premiazione. Ringraziamo tutti per la partecipazione, per lo spettacolo che ci avete offerto questa finale, per tutto lo staff organizzativo, come abbiamo ringraziato prima. Quindi adesso andiamo a premiare il secondo posto di questo primo torneo Trevis, che Roberto Mignori, a nome della società Trevis, a cui ha dato il nome al torneo, consegna alla squadra, prego, il stesso. Voto diritto. Ecco, invitiamo anche l'allenatore Luca Parattini, che non lo lasciamo con la gola secca dopo questa lunga giornata passata in palestra.
e andiamo a consegnare il primo premio, il vincitore, la squadra vincitrice di questo primo torneo, la CBL Costa Alpino. Un applauso per aver dato. Invitiamo anche il relatore, che anche lui potrebbe presentarsi. Bene, grazie a tutti e alla prossima edizione. Buona serata. Ricordiamo al pubblico alle ore 21 la Serie D in casa. Teniamo il